Presentato allo stadio Artemio Franchi il nuovo calciatore della Fiorentina Franck Ribéry. C'est vrai qu'on a longtemps discuté tous ensemble. Voglio ringraziare il mio agente, la dirigenza, il signor Pradè, il signor Baron. È vero che abbiamo tutti parlato tanto, si è parlato tanto insieme, alla fine si è trovato l'accordo e quindi io ne sono molto felice di essere qua a Firenze. Ho visto nella dirigenza viola tanta motivazione, il fatto di veramente voler che io giocassi qua e anche tanta fiducia nei miei confronti, è il motivo per il quale sono qua. E poi è vero che anche mia moglie è stata molto importante in questa scelta, perché la famiglia per me è molto importante. Ma femme aussi elle a joué un rôle très important. Parce qu'avant tout, ma famille aussi, elle est très importante. Et je sais que Florence, c'est une très très belle ville. Le parole del difensore del Torino Lorenzo De Silvestri dopo la sconfitta contro il Wolverhampton. Ma la condizione fisica eravamo comunque a conoscenza del fatto che loro atleticamente e fisicamente erano davanti a noi. Sono una squadra molto fisica, veloce e lo hanno dimostrato anche oggi. Erano già alla seconda di Premier League, tutte queste cose le sapevamo, quindi abbiamo cercato di contrastare il più possibile. Abbiamo perso 3-2, questo è il dato di fatto, però c'è la possibilità di ribaltare il risultato. Servirà una grande gara sotto tutti i punti di vista, però c'è la possibilità di farlo, c'è l'opportunità di farlo, quindi se puntiamo l'attenzione sul fatto che si può fare. Il calcio ha dimostrato tante volte che si è potuto ribaltare dei risultati difficili. Riprendono le trattative per la cessione della Sampdoria. Il presidente blu cerchiato Massimo Ferrero e Gianluca Vialli, membro della cordata Calcio Invest LLC, hanno sottoscritto una lettera di intenti in cui si impegnano a una trattativa in esclusiva fino a settembre per il passaggio di proprietà della società. Nel comunicato emesso dalla famiglia Ferrero si legge: le parti lavoreranno con il fine auspicato di concludere l'operazione a settembre, una volta che siano preventivamente smarcati i punti ancora non definiti, nonché negoziati e convenuti i testi contrattuali definitivi. La Roma presenta il nuovo difensore Davide Zappacosta. Sì, innanzitutto grazie per il benvenuto. Il direttore ha ragione, mi sento molto maturato soprattutto a livello umano, a livello caratteriale, perché è stata un'esperienza che mi ha dato tanto. Comunque non è facile andare a giocare fuori dall'Italia con una cultura completamente diversa, lingua diversa, campionato completamente diverso, se non quasi l'opposto di quello italiano, quindi sicuramente è stata un'esperienza che mi ha aiutato tanto, perché ho attraversato momenti difficili, quindi sono convinto che mi abbia dato davvero tanto sia dal punto di vista umano che dal punto di vista calcistico.